un attobiu de Portomanno, boisina, peri creo produttus mundu indipendentistas e identitariu de sa Sardigna. A custisi de sa pandemia, legale non esemus periesidos, custu est su primu attobiu politicu uffiziale assumanti promene. Totus os attobius in Zoom, in Skype, chiamus fattus, rottus, il su computer, cellulare, non valente, commente a si dire a veru, de visi, in cara. Non va cosa più bellas de sos incontros fra personas, in pezzas e ossas. S'emozione e si spantu chi non donat est impagabile. Boisi sesis bravos pizzinnos, bravas pizzinnas, e spero che questo impegno voi iugade su mezzus che voi si speradis. Io oggi sono qui in veste di osservatrice dell'EFA, European Free Alliance, il grande organismo politico europeo con sede a Bruxelles che riunisce le sigle rappresentanti dei popoli cosiddetti senza Stato, e sono altresì delegata di AEA Autonomia e Ambiente, l'organismo politico che coordina i movimenti autonomisti, dipendentisti, identitari, ambientalisti presenti sul suolo italiano e che EFA ha assunto come osservatorio privilegiato. Vi porgo pertanto i saluti della Presidente di EFA, Lorena Lopez della Cal, e del Presidente di Autonomia e Ambiente, Roberto Visentin, e naturalmente il loro augurio di un buon lavoro. Osservatrice, quindi, un ruolo che mi è stato conferito a novembre del 2020, come molti di voi già sanno, e che mi impegna a osservare il mondo politico e identitario della nostra isola e tutto ciò che si muove dentro e intorno ad esso. Lo scopo di questa osservazione naturalmente ha un fine ed è finalizzato a verificare se vi siano le condizioni o se esse siano assenti e soprattutto la volontà umana di operare in dialogo fra le forze politiche sarde e con esse costruire un percorso che vada a rappresentare la nostra terra in Europa, dentro Autonomia e Ambiente e dentro EFA. Entrare in Autonomia e Ambiente e EFA è un'opportunità che può permettere di essere protagonisti, quantomeno osservatori privilegiati in Europa, passando dalla porta principale, non certo come ruota di scorta dell'Italia. Ma non sono qui per insegnare il Vangelo agli Apostoli e per ripeterci quanto stiamo ai margini della politica isolana, figuriamoci di quella italiana, quanto veniamo calpestati e quanto invece sia bello essere sardi e quanto ci sentiamo orgogliosi della nostra fortissima identità, quanto è bella la Sardegna, vediamo, quanto è ricca la nostra terra, quanto è ricca la nostra storia, eccetera, eccetera. Sono tutti discorsi bellissimi, ma che se non vengono canalizzati e finalizzati scadono inevitabilmente nella retorica identitaria che noi conosciamo benissimo. Un'operazione a volte inutile, e le cose inutili sono perfino dannose, perché chi sta fuori da qui, che sono i veri nemici politici, le usano ad ogni tornata elettorale per guadagnarsi il consenso in un'area laddove non l'avrebbero. Non sono qui neanche oggi per fare distinzioni fra indipendentisti, autonomisti, federalisti o semplici difensori dei diritti dei sardi. Non è un compito mio, anche se conosco molto bene le sfumature, le diverse sensibilità che animano quest'area e le apprezzo anche. E non ho neanche intenzione di esibire numeri. Quel dato elettorale delle ultime elezioni, per intenderci, le ultime elezioni regionali del 2019, che io considero l'ultimo di una serie di sconfitte amare,
disastrose del mondo identitario. Disastrose perché umiliano, perché minano, scoraggiano chi ci ha creduto veramente, chi ci crede veramente, perché si legge marginato nelle statistiche politiche ufficiali, nel dato elettorale, con la scritta altri, con una percentuale che non sto qui a ricordare. Quindi non li esibisco io questi numeri, ma è da quel dato matematico, elettorale che parto, perché è proprio da quel dato che emerge in maniera spontanea, prepotente, naturale, lo ha ricordato anche Gavino, emerge l'unica vera considerazione umana, prima ancora che politica, e cioè da soli si perde, sempre, da soli si perde sempre. Un caro amico mi ha detto da poco, vabbè, tu praticamente stai facendo la pizzina d'Andera dell'EFA. A parte che alla mia età essere pizzina, un complimento, e poi anche un piacere, perché io la vera età della pizzinia me la sono vissuta a Sassari, da dove proviene il termine, pizzina d'Andera. Essere una pizzina d'Andera è un grandissimo motivo d'orgoglio, soprattutto in un'area politica dove troppo spesso, ogni tanto, si affaccia un generale, senza esercito, ma pur sempre generale. Rivendico dunque questo ruolo umile e lo metto a disposizione di tutti coloro i quali, in quest'area politica, in questo mondo, in questa galassia, come l'avete definita, vogliano costruire seriamente un sardismo alternativo, progressista, aperto alle sfide contemporanee dell'inclusione di genere e dei generi, capace di catturare il consenso elettorale, la delegabilità di cui parla Bustiano, il consenso elettorale del mondo moderato, che è quello più numeroso, ed è capace soprattutto in prima battuta di sdoganarsi e uscire dall'elite identitaria. Un nuovo sardismo che sappia catturare l'attenzione con proposte attendibili, credibili, argomentate, legalmente supportate e soprattutto intelligenti, strategiche e percorribili. Infine, fermo restando il massimo rispetto che io porto per coloro che operano una politica di sola testimonianza, affermo che il sardismo moderno, un sardismo moderno, quello che vorremmo costruire, debba trovare anche la forza di abbandonare un certo revanchismo, che in quanto tale reca con sé quell'inevitabile atteggiamento perfino violento e sicuramente di una violenza verbale che spaventa e allontana dalla causa chi invece con un po' di curiosità si vorrebbe avvicinare al nostro mondo. Fra noi possiamo anche argomentare per ore delle sacrosante ragioni che abbiamo, ma là fuori, la percezione che si ha di questo mondo identitario è nebulosa, e oltre che essere nebulosa è anche negativa, nonostante l'impegno profuso. La forma dunque con cui ci si propone all'esterno non è cosa da poco, è un problema importante. E io spero insomma di stimolare un confronto su questo argomento. La forma è importante. Inoltre, per ciò che riguarda tutte quelle sottili distinzioni che noi sappiamo fra una sigla e un'altra, lo ricordava qualcuno prima di me, che differenza c'è fra Iberu e Progress, fra Progress e altre sigle. Quello che per noi ha una profondissima importanza, io vi testimonio che fra la gente comune, ma anche fra coloro che la politica la seguono e quindi sono informati, queste differenze non esistono, non vengono percepite.
al massimo, lo devo dire, distinguono quelli del Pisdaz da quelli che ne stanno fuori. Quelli più bravi poi ricordano anche i volti più telegenici di questo o quel generale che ogni tanto si affaccia alla ribalta, ma di sigle, della filosofia che le anima, di fondo, delle grandi differenze, manco nei dizionari, non esistono. Queste sono le rilevazioni che io quotidianamente, come osservatrice, ma anche come politica praticante, posso ricordarvi che sono candidata alle amministrative della mia città d'8 ottobre, e io queste sensazioni, queste percezioni, purtroppo anche certezze, quotidianamente le registro in tutti gli ambienti, sul lavoro, a scuola, in tutti gli ambienti sociali. È chiaro dunque che questo mondo, il nostro mondo, ha un problema serio, ma io sono certa che questo congresso saprà affrontare anche questo argomento. Però io voglio comunicarvi soprattutto una cosa: io oggi sono veramente felice, ma davvero sono felice di essere qui. Con la mia amica ci siamo fatte un viaggio della speranza, perché io dico sempre, se sei davvero ambientalista lo devi dimostrare con i fatti, e mi sono comprata un'auto totalmente elettrica, mai l'avessi fatto, perché questo mi costringe ovviamente a soste forzate e dunque le 3 ore, le 2 ore non sono più contemplate, ma si allungano ogni volta per ricaricare questa macchinetta. Sto venendo da Olbia, non è facile, non è agevole, però sono qui e sono felice. Non ruberò altro tempo agli altri ospiti, dunque vi saluto, e vi saluto concludendo con una riflessione di Carles Puigdemont. Puigdemont afferma che per il suo popolo l'indipendenza non sia l'unica soluzione, ma sicuramente l'ultima, perché quando falliscono altre soluzioni, allora si ha diritto di essere indipendenti. Io umilmente mi permetto di aggiungere una piccola correzione a questa riflessione e dico che l'indipendenza è certamente quella condizione ultima alla quale ci si deve arrivare, però non attraverso una serie di fallimenti, ma ci si deve arrivare attraverso altre soluzioni che devono essere di successo, che devono essere riconosciute, che devono avere il successo e la risonanza che meritano. Io vi saluto e vi ringrazio ancora. E innanzi.